Nuove regole ad Agrigento per la raccolta differenziata sono contenute in un'ordinanza con cui l'amministrazione ha ritenuto di attuare provvedimenti finalizzati ad affinare ulteriormente le condotte da tenersi. Stop ai sacchetti fuori dai mastelli. Pena una multa che va da 300 a 500 euro. Per chi non possiede ancora i mastelli dovrà procurarseli acquistandoli e rispettando il colore. Niente più scarrabili abbandonati lungo le strade, pena 100 euro. I proprietari non solo avranno l'obbligo di pulirli periodicamente, ma soprattutto di custodirli all'interno di aree di proprietà. Ciò significa che alcune attività di ristorazione sono a rischio chiusura perché non possono tenere dentro il locale i contenitori. In estate cambia anche l'orario di esposizione. Sino al 30 settembre i mastelli vanno usciti dalle 23 e ritirati in casa entro le 15. In questo caso la sanzione per chi non rispetta l'orario è di 100 euro. La multa per chi non differenzia correttamente va dalle 300 alle 500 euro. 250 per chi sbaglia sacchetto, ad esempio l'umido va nel sacchetto biodegradabile, vetro senza sacchetto. Poi si riceverà una multa da 400 a 500 euro per il conferimento di rifiuti speciali dentro i mastelli, da 300 a 500 euro per il conferimento di rifiuti domestici o ingombranti dentro i cesti portarifiuti comunali, 250 euro per chiunque crei intralcio alle operazioni di raccolta dei rifiuti, da 300 a 500 euro per chi conferisce rifiuti nei mastelli carrellati di altre persone e da 400 a 500 euro per chi infili nei contenitori rifiuti non prodotti da Agrigento. E lo smaltimento non regolare è a carico dell'utente che ha commesso l'infrazione.